Assessore, oggi il primo tavolo di ascolto e confronto con le associazioni, da dove partire e quali sono le richieste? Tavolo di confronto e di ascolto, vorrei farlo diventare un appuntamento, quotidiano con le organizzazioni di categorie sulle principali emergenze che purtroppo sono croniche, nel comparto agricolo. Da dove partire però? Tante le questioni sollevate anche durante la campagna elettorale. Sì, un tavolo di confronto e di ascolto. Ciò che proporrò alle associazioni di categoria è un patto per il benessere in agricoltura, partendo dalle principali emergenze che sono le spettanze al comparto agricolo, quindi i ritardi nei pagamenti, ma anche di conseguenza una riforma di quelle che sono le agenzie che gravitano in agricoltura, partendo dalla professionalità che abbiamo noi all'interno delle agenzie e la possibilità soprattutto di ricontrattare la PAC rispetto a quelle che sono i problemi che sono stati portati all'attenzione della politica regionale, l'inclusione quindi dell'ove caprino in quelli che sono i contributi della PAC, che purtroppo hanno portato in termini assoluti a una riduzione delle risorse, a una retrocessione della Sardegna dal quarto posto al settimo posto. Ecco, ricordo tra quello che chiedevano le associazioni proprio durante la campagna elettorale erano delle misure per rendere l'agricoltura e l'allevamento competitivo. Assolutamente sì, insomma, per condizioni inerenti ai cambiamenti climatici piuttosto che alle nuove tecnologie, la situazione dell'agricoltura e la competizione, quindi al mercato, ovviamente ci porta a fare delle scelte diverse. Ad esempio le agenzie che sono state istituite nel 2006 oggi hanno necessità di quella riorganizzazione per rispondere a quelle che sono le nuove esigenze del comparto. Anche snellire un po' la burocrazia. Fondamentale dare la possibilità agli agricoltori di occuparsi più della produzione, che invece rispetto a tutte quelle che sono le incombenze, quindi la burocrazia che appesantisce certamente il lavoro degli agricoltori. Invece per quanto riguarda il problema dell'acqua, come gestirla al meglio? Beh, è una risorsa naturalmente indispensabile per l'agricoltura. Anche in questi giorni alcuni lavori su alcune dighe purtroppo portano criticità nel settore e un argomento che va coordinato con quelle che sono le esigenze dell'agricoltura e la produzione di energia nelle dighe che sono ad esempio gestite dall'Enel, quindi questo sarà naturalmente una delle priorità. Bisogna avere il massimo coinvolgimento di tutti gli attori del comparto. Se vorremmo nei prossimi mesi portare una riforma che cambi veramente quindi il sistema di governo, quindi in agricoltura abbiamo la necessità di una condivisione massima. Qual è la priorità delle associazioni? Sicuramente è quella di semplificare la burocrazia. Oggi purtroppo la burocrazia sta diventando il vero cancro dell'agricoltura. Vorremmo che per esempio quelli che sono i contributi dovuti agli agricoltori e agli allevatori arrivino nei tempi giusti, e questo sarebbe già un buon punto di partenza. Sicuramente comunque c'è da valorizzare ancora meglio quelle che sono le eccellenze del nostro agroalimentare e crescere assieme come sistema. Abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Noi come Coldiretti daremo la nostra disponibilità nel cercare di crescere assieme nell'interesse di tutta la regione. Quali sono secondo voi le misure per rendere l'agricoltura
è l'allevamento sardo moderno, competitivo, al pari di quello di tutte le altre regioni? Sicuramente la competitività passa tramite l'acqua e l'energia e l'essere autosufficienti. Penso alla grossa fortuna che abbiamo col vento e il sole e quindi anche lì andare a programmare quelli che devono essere gli investimenti delle energie rinnovabili. Penso all'acqua, oggi il 40% dell'acqua che abbiamo viene dispersa nelle reti colabrode, rendere quindi l'acqua appetibile per un'agricoltura competitiva a dei costi giusti utilizzando quelle che sono le misure del PNRR all'interno di diverse opportunità che abbiamo con dei progetti. Quindi già creare agricoltori sardi competitivi con gli altri significa fare una gara con le stesse regole e le stesse competizioni. Immagino anche che per rendere l'agricoltura e l'allevamento maggiormente competitivo, in questo argomento rientri anche il tema dello spopolamento, quindi come abbatterlo. Sicuramente, quindi lo spopolamento e il presidio del territorio sono un problema importantissimo e quindi riconoscere all'allevatore e agricoltore il ruolo sociale che ha e ahimè quando la sostenibilità diventa solo quella ambientale e non c'è più quella economica, le conseguenze le vediamo. Abbiamo visto la non presenza dell'uomo, cosa significa in termini di incendi, di prevenzione, di dissesto idrogeologico, insomma c'è tanto da fare, l'importante è che ci sia la volontà di collaborare, di ascoltare e noi siamo qui per questo. Chiediamo soprattutto chiarimenti su quelli che sono tanti attesi, quello che stiamo parlando di politica agricola, quindi ci sono tanti, come dire, tante note da poter discutere. Adesso vediamo un attimo, quello che è molto importante, ritengo una cosa molto proficua, è la convocazione che ha fatto subito con le organizzazioni sindacali, questo sì. Adesso vediamo un attimo quale metteremo come siano le priorità, ma penso che le priorità siano i pagamenti e come la discussione della nuova politica agricola sarda, questo sì. Valerio, siamo al Teatro delle Saline, 25 anni di un Eurofestival, un'esperienza che è a portata di tutti, che è vicina all'approfondimento culturale, che è testimonianza di quello che accade nei nostri giorni, con una serie di spettacoli, 10, che sono sempre stati apprezzati. Fin d'ora il pubblico ha risposto in maniera molto precisa. Sono con il direttore artistico della compagnia Croama, Lelio Lecis. Qual è il motivo di soddisfazione dopo 25 anni? Il motivo di 5 anni è che questo progetto esiste ancora, non solo, che dopo il periodo infausto del Covid, siamo nel post-Covid già da un paio d'anni, quest'anno abbiamo un numero di abbonati che è intorno ai 400 che prefigura già un periodo pre-Covid. Quindi sono molto contento di questo accoglimento da parte del pubblico per un progetto che, ricordiamolo, sono le nostre aspirazioni, i nostri problemi quotidiani messi in teatro. Non è un qualcosa di avulso, non parliamo di principi decaduti, non parliamo dei nostri problemi contemporanei, spesso anche molto divertenti naturalmente, no? Come lo spettacolo turco che parla delle problematiche dei dipendenti pubblici, che sarà turco, ma io ho letto il testo e potrebbero essere italiani, tedeschi, francesi. Quanti saranno gli spettacoli, direttore? Gli spettacoli sono 10. Però sul turco volevo dire una cosa, che ci sono uno spettacolo turco, c'è uno spettacolo spagnolo e uno spettacolo portoghese, che sono... Allora, gli spettacoli saranno tutti sottotitolati, per cui non ci sarà problema di lingua. Per quanto riguarda poi lo spettacolo dei portoghesi è in italiano, ok? Perché è fatto da un attore nero che ha lavorato, angolano, che ha lavorato con me in italiano, e da un'attrice italiana, anzi sarda, Valentina Picciao, per cui non ci sono problemi linguistici. I due spettacoli italiani che lei sente più vicini quali sono?
No, in generale, a me piace molto anche lo spettacolo spagnolo che è sul Sahara, che il Sahara è un luogo dopo lo stretto, che per loro ovviamente è di Gibilterra, di pace, di solarità, eccetera, dove però avvengono delle cose, dove c'è una famiglia che sogna di evolversi, di raggiungere l'Occidente, per cui è uno spettacolo molto 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 interessante, fuori dai luoghi comuni, sull'emigrazione, non emigrazione, clandestini, non clandestini, è totalmente fuori, sono le aspirazioni diciamo di questa gente di avere una vita migliore, che sono anche le nostre aspirazioni, per tutti noi vogliamo avere una vita migliore. Ecco. E invece le produzioni Acroama, chiudiamo con le produzioni che fanno capo alla vostra compagnia. Guarda, le produzioni Acroama in questo, diciamo in questa rassegna non ce ne sono molte, abbiamo dato più spazio diciamo ad altre produzioni. Ok, perché noi abbiamo già fatto nel teatro contemporaneo, poi abbiamo fatto la trilogia, qui diamo spazio ad altre produzioni. C'è una produzione della Croama che è con Simeone Latini, che è lo spettacolo che c'è prima di tutti gli spettacoli, che è Viaggio in Sardegna di Lorenz. Beh, questa volta è un bel impegno perché si tratta dei pre-spettacoli, che è l'appuntamento ormai tradizionale inventato da Lelio Lecis per creare una sorta di introduzione poetica a quello che sarà poi lo spettacolo. E lì avremo un impegno grosso perché si tratta di Mare Sardegna di Lorenz, quindi uno spettacolo, diciamo un libro molto importante per la Sardegna, un viaggio che lui compie negli anni '20 con la moglie, attraversa la Sardegna in un periodo difficilissimo per la Sardegna, di grande povertà ma anche di grande importanza culturale. E faremo una serie di letture, prima di ogni spettacolo avremo 5 attori che interpreteranno queste letture, tra loro c'è anche Tiziana Martucci e poi 4 allievi della Scuola d'Arte Drammatica. A proposito della Scuola d'Arte Drammatica c'è anche un impegno prodotto proprio dalla scuola in collaborazione con Croama, che è Destinatario Sconosciuto, uno spettacolo molto potente che riguarda la Shoah, ma che prelude la Shoah, perché in realtà la scrittrice Cressman Taylor lo immagina quando ancora la Shoah non c'era stata, e quindi immagina i disastri che avrebbe causato, in un libro veramente potentissimo che io farò in scena con Roberto Ezzi, Roberto Balistreri e Sara Balistreri. E poi ancora invece piccoli equivoci senza importanza. Lelio mi ha chiesto di occuparmi di Antonio Tabucchi, che per me è stato un grasso che cola, diciamo così, perché è un autore che io amo molto, e faremo uno spettacolo che vede me come protagonista, un insieme di racconti tratti appunto da questa raccolta meravigliosa, fatti di tante cose, sogno ma anche viaggio, che è tanto caro a Antonio Tabucchi, e io farò un percorso di 5 meravigliosi spostamenti in terre straordinarie, è un viaggio davvero che non vedo l'ora di iniziare e di condividere con voi. Ecco, lo spettatore lo si cattura con temi nuovi, come diceva il direttore artistico Lelio Lecis, temi che non siano avulsi dalla quotidianità. Fammi un esempio. Beh, in questo caso Tabucchi è perfettamente immerso nella quotidianità da sempre, anche se poi lo vede a modo suo, però la quotidianità significa ad esempio i rapporti di coppia, la solitudine, l'isolamento, che sono tutte cose che ormai sono diventate all'ordine del giorno, soprattutto dopo la pandemia, e che ci stanno care, ma più che altro perché le temiamo, quindi abbiamo bisogno di vederle sul palcoscenico in un certo senso per esorcizzarle. Tabucchi è veramente la persona giusta per fare questo viaggio. Quali sono le date, quali sono gli appuntamenti per gli spettatori? Allora, gli appuntamenti sono 10 al costo di 10 euro, comprensivo di prespettacolo. Iniziamo il 7 maggio, finiamo l'8 giugno e niente, vi aspettiamo, rassegna comunque ricca di appuntamenti, sono tutti spettacoli molto godibili e sono sicura che incontreranno il favore del pubblico. Ok, questo va per il TG. E invece, Marina, qual è dopo 25 anni la molla, l'entusiasmo, le energie per continuare a essere attrattori di un pubblico di varia età e con un Eurofestival anche avvicinabile qualsiasi sia il ceto, quale sia la possibilità di spesa? Allora, l'Eurofestival come rassegna è nata proprio per avvicinare un pubblico diverso, giovane, con magari poche risorse economiche. Quest'anno però l'abbiamo arricchito di appuntamenti anche internazionali, infatti c'è uno spettacolo portoghese, uno spettacolo turco e uno spettacolo spagnolo, sono tutti sottotitolati per diciamo abbattere le differenze linguistiche, però sono comunque anche gli spettacoli di compagnie nazionali sono comunque molto, molto interessanti, ognuno è sempre sul filone contemporaneo e quindi sono sicura che piacerà molto ai nostri abbonati.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Fiera di San Marco, che si tiene annualmente a Ollastra, ha visto un'escalation, una ripresa che con i numeri registrati quest'anno ha superato ogni più rosea previsione, sia come visitatori ma soprattutto come espositori. Lo conferma il sindaco Osvaldo Congiu, che ha voluto dare un maggiore spessore all'evento quest'anno, organizzando una serie di incontri tavola rotonda che hanno visto la partecipazione dei vertici delle massime organizzazioni regionali che operano nei settori vicini all'agricoltura e all'allevamento. Fiera di Ollastra, un nuovo anno all'insegna del mercato, della zootecnia e delle aziende e poi ovviamente della festa. Naturalmente abbiamo la festa innanzitutto, però quest'anno, come mi ero ripromesso gli anni scorsi da quando il post-Covid abbiamo iniziato, di migliorarla sempre la fiera, stiamo andando sempre più avanti. La prima l'abbiamo iniziata in un mese, mentre la seconda abbiamo avuto più tempo l'anno scorso e ci siamo organizzati benissimo, però ci siamo promessi di fare ancora meglio. Come numero di aziende siamo triplicati rispetto al primo anno. Quest'anno abbiamo avuto un grande riscontro per quanto riguarda la prima mostra regionale delle razze autoctone sarde, perché bisogna valorizzare anche il nostro prodotto. Hanno aderito molti allevatori, di questo li devo ringraziare. Abbiamo anche quest'anno le galline, poi abbiamo le razze che ci sono innanzitutto gli equini, gli ovini, i caprini e i bovini. Molto ambito quest'anno abbiamo la presenza della razza autoctona anche del bue rosso. E poi abbiamo dentro la fiera la mostra dei Forestas, che ringrazio. Ne approfitto, dato che stiamo ringraziando, di ringraziare la Regione, gli assessori, l'onorevole
Francesco Mura presente, l'onorevole Cera, tanti amici sindaci di Terralba, di Santa Giusta, di San Nicolò di Arcilano. 250 espositori, abbiamo 33 aziende. L'occasione della fiera è festa, spero quest'anno di essere riuscito a fare ancora meglio. Le mostre mercato sono degli appuntamenti importanti e fondamentali per tutto il sistema del commercio e della sua origine, quindi della sua produzione agricola e agroalimentare. Quella di oggi, la Fiera di San Marco, è una delle più antiche, che sono ancora ben conservate e ben sentite da tutta la popolazione e quindi anche da tutti gli operatori, pertanto è un gran piacere essere qua per rinnovare quello che è il messaggio che comunque il governo Meloni e nella persona del ministro Lollobrigida hanno sempre lanciato, ossia quello di riportare a un protagonismo internazionale l'agricoltura italiana, le sue produzioni e il mercato che ne è conseguente. Io penso che occasioni come questa servano anche per prendere coscienza di quello che è un pilastro dell'economia del nostro territorio, della provincia di Oristano. È importantissimo che queste manifestazioni continuino a svolgersi e che crescano, soprattutto anche per permettere ai nostri allevatori di mettere in mostra la qualità e la quantità del grande lavoro che portano avanti. Quindi la politica, la vicinanza della politica deve essere massima. La nostra presenza qua è anche non solo come testimonianza, ma anche per prendere atto, come facciamo tutti i giorni, in contatto con le imprese, con il territorio, di quella che è la reale qualità che la provincia di Oristano e la Sardegna tutta può riuscire ad esprimere in questo settore, e anche capire come elaborare i migliori strumenti per farla crescere ancora di più. Questa mostra, fiera, è ormai da tantissimi anni che viene espletata in questo territorio, è l'occasione di incontro per tutti gli operatori del comparto e anche per noi amministratori, che in questo momento riusciamo a conoscerci, a confrontarci e anche a conoscere quelle che sono le innovazioni del comparto, le attrezzature e anche le misure che vanno poi a dare beneficio all'agricoltura. Le aziende fanno fatica, bisogna sostenerle. Beh sì, oggi le aziende agricole sostengono dei costi molto importanti rispetto a quelli che sono poi gli introiti, e quindi anche noi amministratori cerchiamo sempre di venire incontro a queste aziende con le nostre possibilità, ecco, perché i comuni non hanno competenze dirette nell'agricoltura, però possono in qualche modo intercedere e dare un po' di gratificazione. L'importanza delle occasioni di mostra mercato, ma delle occasioni di incontro in genere, per rivitalizzare e dare energia a un mondo rurale che non ha quasi più possibilità di esprimersi. Certamente questa di Ollastra è un momento tra i maggiori che la provincia di Oristano, ma anche il territorio regionale può esprimere in termini di ruralità, in termini di tradizioni, di storia. Perché no, di attività produttive, quella primaria in modo particolare, quella dell'allevamento, per la storicità che questa rassegna rappresenta. Sono assolutamente felice, ecco, di aver contribuito attraverso il mio ruolo di consigliere regionale a far crescere questo momento che, diciamolo, negli ultimi anni stava perdendo un po' di smalto. Gli ultimi due esercizi invece la volontà ferma e determinata dell'amministrazione comunale e di tutta l'organizzazione a contorno ha creato le condizioni per far rimettere al centro dell'attenzione regionale questo momento. Credo che siamo sulla strada giusta. La provincia di Oristano esprime questi momenti di incontro e di confronto. Quest'anno è stato fatto in modo puntuale, anche con la possibilità di mettere a confronto realtà produttive e testimonianze diverse nel mondo agricolo, rurale, dell'allevamento, ma anche dell'artigianato. Quindi credo che ci siano, come dicevo, proprio i presupposti per far crescere questa manifestazione e metterla ancora di più al centro dell'attenzione regionale. Siamo presenti qui oggi perché è uno degli eventi, delle fiere più importanti della Sardegna, in un settore trainante della nostra economia. Anche Terralba basa la sua economia sull'agricoltura, l'allevamento, la pesca. Quindi per noi era fondamentale partecipare, anche per fare rete con i colleghi sindaci e con gli operatori del settore, per cercare di dare il nostro, doverosamente cercare di dare il nostro contributo per sostenerlo e per il suo rilancio. L'Europa chiede rete.
L'Europa chiede rete in tutti i settori e come sindaci cerchiamo di lavorare doverosamente tanto sia nell'ambito delle unioni dei comuni o con altre forme di aggregazione e di interazione, e quindi è fondamentale sviluppare i progetti assieme. Un impegno educativo di Forestas nel territorio anche in occasione delle fiere. Certo, la valorizzazione e la tutela dell'ambiente, la Sardegna, comporta che questo ambiente deve essere valorizzato e tutelato anche nel futuro, per cui l'educazione ambientale diventa lo strumento per trasmettere questa azione anche alle nuove generazioni. Noi con la mostra naturalistica utilizziamo gli animali che sono stati ricoverati presso i centri di recupero e la cui destino non è stato quello di essere rimessi, perché se ne curano tanti vengono rimessi, ma non tutti hanno questa fortuna. Quindi gli animali che non riescono a essere riabilitati, che sono deceduti, vengono utilizzati per far vedere alla gente qual è il nostro patrimonio. Questo è molto importante perché poi noi, facendo vedere l'animale, spieghiamo anche quali sono i suoi contenuti, quali sono le sue debolezze e quali sono le sue esigenze. Per cui l'aquila, per esempio, che è un magnifico rapace che in Sardegna si rischiava l'estinzione, ha bisogno delle pernici e delle quaglie e anche dei conigli, ma le pernici, le quaglie e i conigli non ci sono se non c'è un ambiente adatto a mantenere le pernici, le quaglie e i conigli, e quindi si spezza tutta una catena alimentare, tutto un ecosistema che invece è importantissimo. E quindi questo noi cerchiamo di farlo in occasione poi degli eventi, degli afflussi di persone in cui si riesce a raggiungere il maggior numero di utenti, ma anche su istanza con richiesta di scuole e di istituti educativi. Associazione Il Quadrifoglio, l'annata 2024 per la Fiera di San Marco, un allestimento in 2 chiese. Sì, nella chiesa di San Marco ormai da forse una decina d'anni abbiamo questa esposizione delle palme. È stato fatto con l'idea di mantenere la tradizione dell'intreccio delle palme, e poi l'abbiamo lasciata qui anche per valorizzare il sito. E poi facciamo l'altra mostra a Santa Severa, dove lì a tema ogni anno sviluppiamo un progetto. Quest'anno per esempio è il pane, dalla semina del grano fino al prodotto finito. Quest'anno è proprio il grano, con gli attrezzi che si usavano un tempo. Cerchiamo di ricostruire quello che era nel passato, attenendoci fedelmente a tutti gli strumenti che si usavano allora. È un'ottima manifestazione perché si rincontrano le vecchie amicizie, ma soprattutto i ragazzi con cui stai tutti i giorni insieme. È un'ottima manifestazione. Sono da quando ho 18 anni che vengo, ne ho 28, è una bellissima manifestazione, peccato il tempo oggi, bellissimo. Grazie. Per te invece? Assolutissimamente, avendo qualche anno magari in meno dei miei amici, comunque è pur sempre stata una festa che ha avvicinato tutti i paesi vicino, e sempre una gioia venirci. Salve. Sì, noi ogni anno veniamo qui per festeggiare appunto San Marco, insomma, è un evento ormai, anche se non sono di Ollastra, sono di St. Magis però. Siamo orgogliosi di questa festa perché riesce ogni anno bene. Oltre a questa festa, non so se ha sentito parlare, abbiamo fatto un primo raduno a Ollastra, che è riuscito molto bene, hanno tutti parlato bene. E stiamo continuando con questa serata che spero che vada alla grande come sta riuscendo. Poi non so, qui abbiamo il vice sindaco, se vuole dire qualcosa. Speriamo in altri anni meglio. Festeggiamo San Costantino a luglio e Sant'Ignazio, Santa Vittoria, tutti i comitati di Ollastra. Qui nel paese di Ollastra questa festa è radicata nei secoli, viene associata anche a manifestazioni civili, a tutto quello che può essere il mondo anche degli animali, le sagre, il momento di incontro e anche di commercio. È un modo di unire 2 cose importanti, il momento della fede
Momento della comunità, dunque credo che è una buona occasione anche per me di stare qui oggi, di incontrare la comunità in questo momento di festa. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Agevola. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In un bilancio dell'edizione 2024 della Fiera di San Marco Ollastra, che rappresenta il più importante appuntamento regionale per il settore zootecnico, per gli scambi commerciali e di informazioni tra le aziende del settore, una settimana di eventi e di iniziative dove si è parlato anche del futuro dell'artigianato sardo. È stato molto interessante la prima uscita che faccio in tema di artigianato, sentire che c'è ancora molto fermento nonostante la Regione abbia di fatto abbandonato, scaricato l'artigianato artistico negli ultimi anni, ormai oltre un decennio, e credo che sia venuto il momento di riattivare un legame stretto e forte tra Regione e artigiani, sia gli artigiani che producono manufatti originalissimi e molto belli, quindi parlo dell'artigianato artistico, mentre sugli artigiani tradizionali stiamo intervenendo con lo sostegno economico, con la 949, proprio oggi è stato firmato il determina per spostare di 15 giorni e quindi dare il tempo per partecipare al bando molto atteso in cui mettiamo a disposizione oltre 30 milioni di euro, ma è solo una prima tranche, speriamo di poterla incrementare in futuro. Quindi l'artigianato assolutamente è una delle priorità dell'assessorato che ho il compito e l'onore di guidare in questi mesi, insieme al turismo naturalmente e al commercio, ma ci tengo e cercheremo di fare il possibile soprattutto per riattivare un rapporto con gli artigiani che si occupano di artigianato artistico, dalla cestineria alla ceramica, ai lappidi, all'arteografa, alla tessitura, insomma c'è tantissimo, c'è un mondo che si è sentito abbandonato. Ecco, dovremmo cercare di fare in modo che le istituzioni siano vicine a loro, perché sono veramente un grande patrimonio della nostra isola. Oggi parlare di carni in una classe di una grande metropoli
comincia a essere un argomento molto scottante. Pensate, migliaia di anni di tradizione che rischiano in qualche modo di essere anche messi in discussione da un cambiamento che sta avvenendo nel mondo incredibile. Lo accenno ma lo butto là e lo lascio là. Avete sentito che spesso, e lo stanno facendo alcune persone che sono liberi di fare le scelte che vogliono nella vita, ok? Per cui sono anche giustificate. Io parlo a tutti i vegani, a tutti i vegetariani, no? Che ci sono liberi di farlo, ma stanno mettendo in discussione in qualche modo anche un po' al palo tutti gli altri che consumano carne e che l'hanno consumata in realtà nelle varie generazioni da millenni, e anche mettendo in discussione un po' i concetti medici che dicono che il consumo di carne adeguata, di proteine comunque derivanti da animali, siano anche elementi necessari da portare avanti. Questo è un argomento importante perché stanno spuntando, ne avete sentito sicuramente parlare, nuovi cibi, che sono cibi di sintesi, o hamburger vegetali, con il linguaggio dei ragazzi, o addirittura carni sintetiche, su cui chiaramente si mette in discussione quello che è il livello dell'allevamento. Però questo lo lascio come stimolo agli insegnanti per continuare a parlarne. Io penso che anche noi delle organizzazioni, se ci volete un giorno a scuola, noi veniamo volentieri, perché questa mattinata deve essere dedicata a voi, perché io spero che da queste discussioni che nascono stamattina ci possa essere quello che è un elemento, oltre la lamentela degli uffici che abbiamo o lo stare male, ma la proiezione di futuro, cioè il fatto che qualcuno di voi si iscriva in una scuola agraria, possa rimanere in campagna proprio sull'elemento che è quello del guardare quello che ha fatto quell'azienda che avete presentato, l'elemento dell'ambiente, l'elemento del contatto, quello che siete riusciti a prendere almeno dagli insegnanti rispetto a un concetto che la gente non sa che c'è, ma voi l'avete visto in campagna, il benessere animale. Avete parlato di una cosa che la gente non sa, scusami se mi dilungo su questo, ma è importante. Avete parlato di una cosa fondamentale, quindi vi complimento gli insegnanti, che è il concetto che la gente non c'ha manco in mente del pascolo semibrado, che è legatissimo al concetto di benessere animale e che non ha vincoli particolari, se non addirittura, pensate, vincoli di natura sanitaria e ambientale, cioè paradossalmente gli animali al pascolo brado che stanno in situazione di benessere animale hanno solo come limite l'evitare il calpestio esagerato e il mangiare l'erba in maniera esagerata, perché può rappresentare anche una perdita di biodiversità qualora il carico di bestiame su un terreno sia troppo elevato. Giustamente il benessere animale passa per l'alimentazione, quindi non solo dal punto di vista sanitario e quindi quello che potremmo definire come batteriologico o virologico, che quindi sono quelle che comunemente sono le malattie degli animali. Una sana alimentazione, una buona alimentazione è quello che anche la comunità e soprattutto chi appartiene alla comunità ci chiede, quindi coloro che comunque alla fine consumano la carne all'interno di quelli che sono gli ipermercati. Ci chiedono quindi una condizione molto particolare di benessere. Il benessere passa appunto per l'alimentazione. Quando parliamo di alimentazione parliamo chiaramente di foraggi, parliamo chiaramente di mangimi, che sono tutte quelle attività che poi noi ci occupiamo all'interno del nostro servizio, cioè igiene, allevamenti e produzioni zootecniche all'interno del Dipartimento di Prevenzione. Dal punto di vista nostro cerchiamo comunque di controllare l'alimentazione degli animali per far sì che determinate sostanze chiaramente non passino all'interno poi di quello che consuma il consumatore, ovvero carni, quindi pollame, carni rosse, carni bianche, pesci, ma comunque anche uova per esempio. Noi abbiamo un controllo abbastanza rigoroso all'interno del Dipartimento di Prevenzione, proprio perché queste sostanze o alcuni tipi di sostanze non possono passare appunto nei cibi. Negli animali non ci sono tante poi intolleranze se non nei pet, quindi nei piccoli animali. Sui grossi animali possono esserci determinate caratteristiche di particolari sostanze che possono provocare appunto dei rash cutanei, ma sono comunque di carattere alimentare, quindi sovralimentare, quindi per problematiche eventualmente di carattere epatico-metabolico.
Esatto, fortunatamente noi siamo ancora una regione dove il pascolo esiste, abbiamo sì degli allevamenti intensivi ma sono comunque limitati a determinate zone. Fortunatamente il pascolo esiste, c'è, dipende però molto anche dalle annate e quindi rigorosamente dalle piogge, da quelle che sono appunto le condizioni poi eventualmente dei terreni, però fortunatamente abbiamo ancora una buona percentuale di pascolo. Noi siamo prima di tutto sempre aperti al confronto con le organizzazioni agricole in primo luogo, proprio perché sono loro che rappresentano le istanze degli agricoltori, degli imprenditori agricoli. Io credo che già in questi 3 anni e mezzo in cui Ergea è diventato organismo pagatore e ha erogato 1.350 milioni di euro circa in questi 3 anni al settore agricolo, le aziende siano consapevoli dell'importanza di questi contributi e credo che sia necessario oggi come oggi coordinarci sempre di più con l'assessorato per fare in modo che non solo i pagamenti arrivino nei termini e nei modi, come ho detto, necessari per gli aiuti alle aziende agricole, ma che probabilmente proprio tutto il settore agricolo ritorni in primo piano e riacquisti quell'importanza che aveva avuto già nel passato e che oggi forse è un po' trascurata. Anche mi ricollego in questo senso anche alle dichiarazioni del nuovo assessore dell'agricoltura, che ha intenzione di fare in modo che l'assessorato dell'agricoltura diventi nuovamente un assessorato fondamentale. come d'altronde fa in tutte le piazze di Sardegna. Un applauso grande per il nostro Roberto Fata da Ulti. Manuele Bassoni voce chitarra, posto uno noto, come dico sempre, divertite e fare una buona festa. Grazie a tutti. Organizzare grandi eventi è un impegno, ma anche una grande soddisfazione. Impegno di sicuro, grande soddisfazione adesso, perché la riuscita è andata come doveva andare, tantissima gente, e poi sabato la grande chiusura con lo spettacolo curato da Amra Pintore, che penso che sia proprio, diciamo, la ciliegina sulla torta della fiera di quest'anno, di San Marco di quest'anno. Sigino pro vita mia, torra de sappe in terra, declarate già se guerra contra de sa prepotenzia. Adesso posso dire che mi sto veramente rilassando, dopo tanto lavoro di settimane, possiamo dire, quindi soddisfazione a pieno di tutto quello che abbiamo fatto. C'è ancora tanto da fare per l'anno prossimo, quindi ci mettiamo subito a lavorare per migliorare quello che quest'anno non è andato bene. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La presidente che ha accolto a Villa Devoto gli atleti della FISDIR Sardegna, reduci dagli straordinari successi ottenuti il mese scorso ad Antalya in Turchia ai Trison Games, le Olimpiadi dedicate agli atleti con sindrome di Down. Davide Paulis, vero e proprio trascinatore per la vittoria dell'Italbasket, migliore giocatore della competizione. Chiara Stazzu, medaglia d'oro nei 100, 200, 400 e 800 metri. Simone Niedu, che grazie alle sue prestazioni ha contribuito al terzo posto in classifica della squadra italiana di atletica. Campioni mondiali, campioni d'Italia, d'Europa, campioni di Sardegna. Simboli di sacrificio, impegno, determinazione e inclusione. La cosa che mi ha colpito tantissimo è il percorso, i sacrifici e la determinazione che hanno le famiglie di questi ragazzi e questi ragazzi che spendono una vita di sacrifici per riuscire a mettere in mostra quelli che sono i loro talenti e vederli qua oggi orgogliosi dopo aver fatto gare internazionali, dopo aver preso delle medaglie mondiali, dopo aver preso riconoscimenti che anche atleti normodotati fanno fatica ad avere, per me è stata un'emozione fortissima e soprattutto la cosa che mi ha colpito è quanto siano immediati, quanto le loro emozioni si vedano e quanto amore abbiano anche per il tipo di disciplina che portano avanti e quanto amore abbiano anche per poter essere riconosciuti. Davide Paulis, ti hanno definito il vero trascinatore, il giocatore decisivo con l'Italbasket. Sì, sarà un orgoglio. Quanto ci si sente emozionati nell'essere ricevuti dalla Presidente della Regione? Per me mi piace questo evento, mi piace con il sindaco e mi piace essere con loro. Oggi è una giornata importante, ha detto all'inizio di questo evento che forse di voi, della FISDIR, non si parla mai abbastanza, nonostante l'impegno, nonostante i successi. Esatto, nonostante i successi, ma anche l'impegno che noi come delegazione Sardegna portiamo avanti, perché essere la quarta regione in Italia per numero di società vuol dire che il lavoro dietro c'è. Gli atleti insomma sono tanti ma potrebbero essere molti di più, perché comunque parlando di disabilità intellettiva c'è ancora una certa un certo timore a farli uscire di casa e sapere che un atleta con la sindrome di Down potrebbe anche diventare campione del mondo.
c'è poca conoscenza, però noi diciamo che ci stiamo provando e penso che oggi l'invito dalla Presidente Todde servirà molto e farà in modo che altri finalmente riescano a uscire e a presentarsi nelle piscine o piuttosto nei campi di atletica e che possano veramente fare molto attraverso lo sport. Dimmi come ci si sente essere premiati dalla Presidente. È una donna della Sardegna, quindi auguro a tutti voi e quindi grazie. Forza per tutti, grazie. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Parliamo di sport. No, adesso andiamo a Bari, europei, quindi poi andiamo a Spezia, sempre europei, quindi dobbiamo vincere. Grazie. Simone, meglio l'atletica leggera o meglio il nuoto? Guarda, io sono del calcio anche. Ah, ok. Hai conquistato 4 ore in Turchia, ha detto il tuo tecnico, perché non ce n'erano altri disponibili. Come ci si sente essere campionessa? Come ci si sente? Una bella domanda questa, perché è una cosa che non mi aspettavo e che mi ha fatto molto emozionare, ecco. Che emozione hai provato quando avete saputo che la Presidente della Regione voleva incontrare voi, campioni italiani, campioni mondiali, campioni di Sardegna? Detto da me, io non ci credevo neanche, perché era una cosa impensabile, però c'è stata tanta grande commozione ed emozione. Cosa significa per voi? Che riconoscimento è? È un grande riconoscimento da una persona che comunque è più grande di noi, è un'istituzione pubblica, non saprei come... La professoressa Chiara Di Guardo dirige il CREA da un bel po' di anni, ha messo in piedi una serie di opportunità che puntano a creare sviluppo nelle modalità che sono più innovative possibili. Ci sono di mezzo gli investitori nazionali e stranieri, ci sono di mezzo quelle che sono le potenzialità dell'Ateneo di Cagliari. Professoressa, se lo dovesse raccontare a un passeggero occasionale che si ritrova a fianco in aereo, cosa significa questo lavoro che fate? Significa che Cagliari ha creato la Casa delle Tecnologie Emergenti, guidata dal Comune, dove molti attori, l'università prima di tutto, il Comune, delle piccole e medie imprese innovative e anche player importanti o centri di ricerca come il CRS4, insieme provano a creare un ecosistema per supportare la crescita di imprese, attrarre nuove imprese, offrire opportunità di lavoro ai nostri giovani che hanno competenza e crescere tutti insieme. Quali sono le idee vincenti? Dove si va a speculare dal punto di vista scientifico, imprenditoriale, organizzativo? Chi vince? Vince il sistema, vince il territorio, vinciamo tutti insieme. Ancora una volta proviamo a mettere il sapere universitario, l'area legata alle tecnologie emergenti, il coordinatore scientifico di questo progetto, il professor Gigi Azzori del Dipartimento dell'Università di Cagliari, e insieme a queste conoscenze proviamo ad aiutare giovani imprenditori a creare la loro impresa. Oggi abbiamo ospitato 3 investitori internazionali che sono interessati a capire cosa sta succedendo sul nostro territorio per finanziare, per investire, per far crescere questo ecosistema. Ecco, al di là se saltiamo il Tirreno e ci trasferiamo nel resto della penisola, cosa accade? Quali sono le modalità vincenti, le best practice? Allora, ci sono 12 case delle tecnologie emergenti in Italia. Cagliari si sta distinguendo per la sua specializzazione tecnologica, grazie appunto ai saperi che nel tempo si sono accumulati e che l'università continua a spingere, e si sta distinguendo per la sua capacità di attrazione, perché comunque viviamo in un bellissimo territorio dove fare impresa diventa possibile.
Il professor Azzori si occupa di tecnologie emergenti legate al mondo, il Dipartimento Parla Chiaro di Ingegneria Elettrica ed Elettronica. Qual è il messaggio che si deve dare a uno studente, a un ricercatore, a un dottorando, quando in un benchmark day si mettono assieme i vari attori di questa partita? Allora, intanto l'università partecipa in questo progetto con due ruoli, uno quello prettamente scientifico e l'altro invece quello di avere la capacità di trasferire sul territorio e verso nuove attività imprenditoriali ciò che si fa nella prima attività, quella più prettamente scientifica. Quindi dal punto di vista scientifico noi siamo in grado di mettere a terra delle idee innovative che possono avere un interesse da parte del mercato e di riuscire a capire e valorizzarli, identificarli, valorizzare e stimolare anche gli studenti nuovi che possono essere nuovi imprenditori, e ce ne sono stati di validi studenti che poi hanno fondato delle imprese e hanno dimostrato effettivamente di poter trasferire sul mercato la loro idea innovativa. Dall'altra parte abbiamo le competenze portate dal CREA che consentono effettivamente di incanalare queste idee e di supportare in questo processo appunto di trasferimento dalla innovazione scientifica verso un'iniziativa imprenditoriale. Siamo qui con l'amministratore delegato di Blue Farms. Qual è la novità? Quindi noi cerchiamo di creare dei sistemi completamente automatizzati per la coltivazione di fiori in indoor farming. L'indoor farming è una tecnologia che è stata sviluppata inizialmente solo per gli ortaggi e consente di coltivare in spazi completamente chiusi e controllati. Quello che facciamo noi è applichiamo questa tecnologia anche al mondo dei fiori e sviluppiamo degli algoritmi di intelligenza artificiale che ci permettono di vedere come sta la pianta, che stato di sviluppo è e settare le condizioni ambientali di conseguenza e portare le piante a fioritura. Questo ci aiuta sia a poter ridurre lo sfruttamento del suolo, che è uno dei problemi principali che stiamo vivendo adesso, e inoltre ci consente di eliminare i due problemi che sono principali nella coltivazione di fiori, che sono la stagionalità e la localizzazione. Infatti i nostri strumenti ci permettono sia di coltivare qualsiasi tipo di fiore in qualsiasi posto, quindi abbiamo la stessa resa qua in Sardegna come ce l'avremo in Toscana e in tutto il mondo. Danilo Miraglia, amministratore delegato di KIT, di cosa vi occupate? Noi aiutiamo le aziende che si occupano di logistica a gestire meglio le loro flotte di furgoni. Mi spiego, loro hanno dei grossi problemi perché le persone che controllano i furgoni sono spesso in ufficio, mentre i veicoli sono spesso in giro, quindi hanno delle enormi difficoltà nella raccolta di dati e hanno difficoltà nel capire cosa succede davvero a quei veicoli. Ecco, noi abbiamo una soluzione molto semplice, raccogliamo dati e gli diamo visibilità su tutto quello che succede. Parlo di problemi molto concreti, furti di carburante, manutenzioni gestite male, utilizzi inappropriati dei veicoli che portano alle aziende a spendere fino a 1.000 euro a veicolo ogni anno, e noi lavoriamo con queste aziende qui per cercare di limitare quelle perdite, anzi cerchiamo di annullarle completamente. Mario Sorrano, CEO di Girasole. Qual è la situazione? Qual è la vostra idea? Qual è la vostra scommessa? Allora, Girasole è una startup che si occupa di agricoltura di precisione. L'anno scorso abbiamo avuto un calo del 27% di produzione di olio d'oliva in Italia, ma non solo, in Spagna, il principale produttore al mondo, ha avuto un calo di oltre il 55% e la Spagna produce un terzo della produzione globale. La nostra soluzione è composta da sensori in campo distribuiti a livello morfologico, dati meteo, immagini satellitari e intelligenza artificiale. Tutto questo per dire in anticipo agli agricoltori cosa fare in campo, in modo tale da aumentare la produzione. Si è svolto a Cagliari il convegno all'educazione finanziaria per le piccole e medie imprese. L'apertura dei lavori dal presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti per la partecipazione degli imprenditori riguardo i finanziamenti, i fondi e l'atteggiamento da avere nei confronti di quello che è il mondo finanziario per le piccole e medie imprese. È un anno questo dove abbiamo organizzato qualcosa forse come 20 eventi pubblici, seminari, congressi, conferenze, tutti tesi ad una formazione continua delle imprese che rappresentiamo, soprattutto perché in questo periodo, in questo lunghissimo periodo di permacrisi, come lo definisce la nostra Confederazione,
È importante per noi che abbiamo la incombenza della rappresentanza stare dappertutto e rasoterra e portare le nostre aziende ad una consapevolezza che nulla più può essere lasciato al caso, ma è necessario affrontare l'organizzazione dei temi delle proprie imprese con uno spirito molto più professionale di quanto non sia il limite della creatività, ma della improvvisazione. Quindi anche questo tema, soprattutto in quanto organizzato dal gruppo, dal raggruppamento delle donne imprenditrici del terziario, che quindi ci consente di coniugare due fattori importanti, strategici per la competitività in questa fase storica. Uno è quello dell'attenzione ai processi di ingegnerizzazione delle attività imprenditoriali, l'altro è quello del sempre maggior coinvolgimento delle donne nel mondo imprenditoriale, nel mondo del lavoro in generale, perché le donne sono molto più preparate, molto più brave, molto più attente e il loro impegno nel mondo del lavoro è un vero e proprio tema strategico per il futuro della nostra economia. Prima di tutto perché sono incontri di ascolto soprattutto, e una persona che ha la capacità di ascoltare ha poi la capacità di confrontarsi e relazionarsi con gli altri, perché pone a disposizione le proprie competenze ma usufruisce anche delle competenze degli altri, e quindi oggi più che mai occorre formarci e confrontarci. Presidente, oggi avete parlato di quelli che sono i fondi, gli incentivi, ma un aspetto importante è l'atteggiamento. No, devo dire che l'atteggiamento cambia in relazione a un logaritmo con la cultura. Tra le donne mediamente scolarizzate e in particolare in quelle laureate, la competenza finanziaria si allinea a quella maschile. E se una donna è imprenditrice raggiunge anche migliori posizioni, quindi come sempre formazione, cultura e libertà di impresa. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo anche oggi in chiusura di trasmissione, vediamo di completare l'argomento del quinto blocco. Abbiamo parlato di donne e dell'impresa, soprattutto del terziario, abbiamo parlato di difficoltà nell'accesso al mondo della finanza. Questo convegno, come abbiamo visto, era organizzato da Confcommercio Sud Sardegna, ma era Cofimer che era alla base di tutto questo progetto. Soprattutto c'è grande interesse da parte del nostro telespettatore nel riaffrontare, ma grazia dei sì, il discorso del costo dei mutui. A che punto siamo? Noi avevamo previsto all'inizio dell'anno che prima dell'estate ci sarebbe stato qualche segnale. Sì, in realtà avevamo parlato, sì, insomma, le previsioni parlavano di un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea dello 0,50, pare che questo avverrà, ma non in questi termini. Il segnale di diminuzione, questo lo dicono le nostre fonti, ci sarà, ma sarà probabilmente più basso rispetto allo 0,50. Quindi bisogna aspettare il 2025? Ma diciamo che già nel 2024 si vedranno i segnali di una diminuzione dei tassi. Diciamo che questo è molto importante anche perché le imprese, noi ci rendiamo conto dal nostro osservatorio regionale, ma in realtà anche a livello nazionale, che le imprese stanno attendendo la diminuzione di questi tassi, quindi anche coloro che hanno intenzione di fare degli investimenti sono alla finestra. Ritorniamo al convegno. La donna, il terziario, la difficoltà dell'accesso al credito. In questo convegno che è stato, in realtà è stato promosso proprio dal terziario donna di Confcommercio Sud Sardegna, ha voluto affrontare proprio il tema dell'educazione finanziaria. Un tema molto importante sia perché le imprese hanno, manifestano in realtà la necessità di essere informate, di formarsi e quindi di acquisire conoscenze nel settore del credito, soprattutto in questo periodo. Ma noi abbiamo colto anche l'occasione per parlare di alcuni strumenti che aiutano le imprese ad avvicinarsi alla richiesta del credito in maniera più consapevole e anche dando informazioni su alcune tipologie di aiuti che le imprese possono avere anche quando si trovano in una situazione non ottimale nella richiesta di credito. A voi risulta in preparazione da parte del soggetto imprenditrice sui temi del credito? In che senso? In preparazione sul tema imprenditrice? Nel senso, ci si presenta in banca per avere una mano d'aiuto per iniziare un certo progetto e non si è preparati al confronto? Questo sicuramente, ma d'altra parte questo è anche il nostro ruolo, cioè questo è anche il ruolo del Confidi, quello di accompagnare le imprese davanti agli istituti di credito, perché ci rendiamo conto che spesso le imprese non si sanno presentare.
perché è chiaro... Qual è l'errore principale? Beh, intanto spesso e volentieri non conoscono a fondo i propri numeri e quindi magari non conoscono nemmeno quelle che sono le leve e le potenzialità dei propri bilanci. Sappiamo benissimo che l'imprenditore, soprattutto il rappresentante della microimpresa, è chiaramente impegnato nel fare business. Quindi non ha nemmeno il tempo di soffermarsi su quelli che sono i numeri del proprio bilancio e quindi spesso non riesce nemmeno a valutare quelle che sono diciamo le situazioni di benessere della propria impresa. In questo convegno abbiamo parlato, ad esempio, molto banalmente, della centrale rischi. Spesso l'imprenditore non sa nemmeno che è semplicissimo ottenere questo strumento, uno strumento che d'altra parte viene utilizzato dalle banche e che diciamo, evidenzia quello che le imprese, diciamo l'andamentale delle imprese dal punto di vista finanziario nel mondo bancario e finanziario. È un documento importantissimo, però ripeto, spesso le imprese non sanno nemmeno come riuscire ad ottenerlo. Il mondo del credito accetta con più simpatia l'imprenditrice o l'imprenditore? Voi avete una grande esperienza di 30 anni in questo tipo di discorso. Sì, però soprattutto forse negli ultimi anni il mondo bancario sa bene però che spesso un'impresa gestita da un'imprenditrice diciamo, è più virtuosa. Abbiamo parlato di microcredito, le faccio questo esempio. Il mondo del microcredito nasce nei paesi poverissimi dove l'ideatore del microcredito ha proprio pensato di finanziare non gli uomini ma le donne, perché sapeva che il finanziamento concesso a una donna avrebbe intanto sarebbe stato restituito e poi sarebbe stato utilizzato per la finalità per la quale veniva appunto concesso. Quindi secondo me da questo punto di vista intanto mi piace pensare che oggi, e questo è un messaggio però che anche il terziario donna di Confcommercio Sud Sardegna sta cercando di dare, ed è quello che imprenditrice e imprenditore diciamo riescono a dare il massimo quando lavorano assieme e quando cioè si cerca proprio di superare questa distinzione. Sono partiti, Maria Grazia Desi, i titoli di chiusura. C'è un nuovo assessore alla programmazione e al bilancio, quindi il vostro punto di riferimento, e quindi un assessore col quale dovete aprire un dialogo. Giuseppe Meroni, gallurese, avvocato, voi dovrete parlare sicuramente di quello che è il rapporto tra il Consorzio di Garanzia Fidi e la Regione, che è andato a interrompersi negli ultimi 5 anni. Io la ringrazio per darmi questa opportunità. La Cofimer in particolare in questi ultimi 5 anni è l'unico Consorzio Fidi in Sardegna che non ha potuto accedere a quelli che sono i fondi unici della Regione Sardegna destinati proprio ai consorzi di garanzia Fidi. La Cofimer è un consorzio Fidi che ha una caratteristica, il fatto di essere un Confidi particolarmente patrimonializzato. Un patrimonio che deriva da una gestione diciamo corretta delle proprie garanzie.
e che appunto ha permesso di diventare un Confidi patrimonializzato. Questo dalla legge di incentivazione per appunto l'ottenimento dei fondi da parte della Regione Sardegna sembra però che non sia un plus, ma anzi noi non possiamo, proprio abbiamo uno sbarramento all'entrata per poter accedere a questi fondi di garanzia. La Regione in realtà con l'ultima modifica a questa legge ha implementato la possibilità di utilizzare il fondo unico non solo in garanzia ma anche come credito diretto. La Cofimer è l'unico consorzio fidi non vigilato che ha l'autorizzazione da parte dell'organismo per la concessione di credito diretto. Noi lo facciamo attraverso l'utilizzo di altri fondi pubblici che sono quelli statali, non possiamo purtroppo farli con i fondi regionali, quindi quello che io, insomma, quello che mi piacerebbe, o meglio mi piacerebbe confrontarmi a questo punto con il nuovo assessore proprio per capire quali sono le problematiche e in che modo veramente poter utilizzare questi fondi non per i confidi ma proprio per le imprese del territorio. Grazie davvero Maria Grazia De Sì, è tutto anche per questa settimana, ci rivediamo martedì prossimo. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.